Oggi a Rovigo, come in altre piazze d'Italia, Coldiretti chiede alle istituzioni un'attenzione sul settore dei cereali, in particolare del grano duro. Le speculazioni, gli accordi commerciali e purtroppo anche gli andamenti climatici stanno compromettendo questo settore. Chiediamo risposte concrete, chiediamo delle soluzioni come quelle che proporremo oggi al prefetto attraverso la funzione del governo per dare delle risposte urgenti ai nostri cerealicoltori, che sono i produttori di materia prima per filiere importantissime anche per il nostro territorio, dalla zootecnia da carne a quella da latte. Filiere imprescindibili che non possono fare a meno della nostra produzione cerealicola e che merita quindi attenzione e rispetto da parte delle istituzioni e di tutti i livelli di governo. Prima di tutto nome, cognome e ruolo. Ok. Vai. Sono Anna Maria Mantovani, delegata del gruppo Giovani di Rovigo e sono la terza generazione di una famiglia che coltiva da anni cereali. Vai, no, proprio su. Vai. A livello europeo solo l'11% degli agricoltori è al di sotto dei 40 anni. E questo perché? Perché spesso e volentieri ci sono speculazioni che mettono in dubbio il nostro lavoro, una redditività che alle volte manca e spesso e volentieri una concorrenza sleale. Fra gli obiettivi della PAC c'è il ricambio generazionale, ma come si fa a favorirlo quando manca la redditività ai nostri giovani? Vai, nome, cognome e ruolo. Buongiorno a tutti, sono Breda Silvia e attualmente sto studiando enologia all'Università di Padova. Mi sono appena diplomata. Vai. Sono una giovane agricoltrice e sono qui perché credo nell'agricoltura come tutti gli altri giovani che saranno qui in piazza a manifestare oggi, perché abbiamo bisogno di sicurezze per proseguire il nostro sogno all'interno di questo settore. Siamo per la pace, non per la guerra. Ma non c'era, sei arrivato spuntata la bandiera. È molto chic il programma, frega. Un po' davanti. Anche per secondo per vedere. La bandiera di un banchetto lì con qualche pallinetto con la Pallini. anche le macchinate. Tramite la bandiera. Che delusione è dopo? È Rovigo, questo è... C'è qualcuno altro che ha superato questi I tiratori pronti. Poi le lanciamo anche. Esencita. Di sistemi minimi. Il quadro, il quadretto di quello là che c'è. No, ma voglio fare la falsa partita.
Lo sto facendo io. I giovani della Coldiretti, prego, ne vedo ancora pochi. Forza colleghi, avanti! Benvenuti a tutti. I presidenti delle avanti qua, avanti. Dai, facciamo 3, 2, 1 con 2, 3! Facciamoci un bel applauso! Più forte, forza! Sulle bandiere! Bravi! Di grano estero? leggete! Forza, forza, leggete! Basta trafficanti di grano. Salviamo il nostro futuro. Salviamo il nostro trafficanti di grano! Salviamo il nostro... Basta trafficanti di grano! Salviamo il nostro futuro! Avanti le bandiere! Un applauso ancora, forza! Sarà una mattina impegnativa, ma ci siamo tutti insieme, perché vogliamo... Io mi presento. Per chi non mi conosce, sono Anna Maria Mantovani, socio polesana, socio di e vice delegata regionale. Oggi insieme a voi non ci tutelano, non ci ascoltano. Al nord Italia, forse non tutti, ma tutto il comparto agricolo settentrionale, tutto il nord Italia. Un applauso. Grazie. Ricordiamo anche tutti i soci che purtroppo questa mattina non sono potuti venire, il nostro lavoro nelle campagne, quindi un applauso a chi nonostante le difficoltà del lavoro è qui stamattina. Grazie. In Italia stamattina insieme a noi ci sono altre manifestazioni sul territorio italiano, in Puglia, a Bari dove spesso e volentieri arrivano barconi pieni, in Toscana, a Firenze, a Palermo in Sicilia, dove anche lì, e a Cagliari in Sardegna. Prego adesso tutti i presidenti, i direttori di venire. Sì, prego. Roberto Allorini, il presidente, con il direttore Carlo Veloci. Per Verona abbiamo Verona, siete Verona? Che si faccia sentire. In viaggio, sono ancora arrivati. Per Vicenza abbiamo il presidente Pietro Buderzo e il direttore Simone Ciampa. Treviso abbiamo benvenuto anche Treviso, tutta la provincia. Il direttore Giuseppe Satarino. Eccolo, chiedo scusa. La nostra regione, la provincia di Belluno con la presidente Chiara Bortolassi. Buongiorno. E sempre lui, per Treviso. Ringrazio ancora tutti i soci presenti qui stamattina, ringrazio oltre ai soci per la presenza anche tutte le forze dell'ordine per la buona riuscita di questa manifestazione, per il continuo lavoro di presidio e per la sicurezza. In particolar modo Sua Eccellenza il Prefetto di Rovigo, Dottoressa Franca Tancredi, il Questore di Rovigo, Dottor Eugenio Gomiero. Benvenuto. Grazie. Di Venezia, direttore regionale, piacere Padova. Vogliamo se andiamo loro la possibilità di entrare, alla restante invece il dirigente deve essere presente alla riunione. Rappresentare Grazie. quello che per noi è un cereale, per i cereali, ma soprattutto la trasformazione di un prodotto nobile, importante, che diventa valore aggiunto per queste aziende, ma diventa anche il territorio del quale oggi siamo qui a chiedere attenzione e rispetto. In tutte le varie declinazioni, da quelle solide a quelle liquide, quindi E sarà un impegno a rappresentare ai vertici governativi quelli che sono, dico niente, non dico giusto o sbagliato perché non mi posso ovviamente pronunciare, però quelle che sono le vostre richieste a gran voce, poi che devo dire la verità, mi rendono. grazie. Quindi questo così è importante anche per quest'anno, le fotografie che devono. I signori presidenti di Venezia e presidenti
Venere, il mais, il riso, che è una componente importante sia a Rovigo che in altre province del Veneto, per allargare poi lo spettro anche agli altre culture estensive che possono dare la qualità tipica. E possiamo fare... Che nasce dalle quotazioni che purtroppo sta conoscendo il grano duro negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, che sta andando drasticamente, quelli che sono sotto i costi di produzione, stimolato per diretti a scendere in piazza in maniera veramente seria e responsabile, ma tempo stesso con le proposte per poter chiedere un'inversione di rotta su una serie di tematiche o un'attenzione ulteriore su altre. Il documento riassume dalla vicenda delle speculazioni e delle importazioni sleali. Purtroppo oggi il nostro paese conosce da paesi esteri, anche extraeuropei, che purtroppo sono anche ottenuti. Sia per le avversità atmosferiche, che opportunità diamo ai giovani, alle nuove generazioni, alle nuove tecnologie per quanto riguarda alle nuove aziende, è la base di tutto. Io mi vergogno personalmente quando dico, guarda, far conoscere a tutta la collettività l'importante, siete mantenuti, avete i premi PAC, avete... Ci sono insetti che si adattano alla pianta ospite, quindi alle nostre coltivazioni, ma ancor peggio si adattano all'andamento climatico. E questa è una delle tante... Buongiorno a tutti. Allora, io è da diversi anni. Quindi io vi dico, dobbiamo solo restare uniti e dobbiamo cercare di difendere. Credo che se siamo qua oggi dobbiamo fare un ringraziamento un po' diretti. Dobbiamo fare un grosso applauso e credo sia importante. Grazie Alessandro, collaborazioni che portino vantaggio a tutti, perché se noi... che sia accettato per il lavoro che facciamo e noi abbiamo un nostro preoccupata anche del confronto comunitario. Le comunità italiane a basso, le produzioni che vengono dall'estero, senza controlli, con regole Intera filiera che appunto che per la che riguarda tutti, da chi produce a chi consuma tutti. Cristian Casanova, prego Cristian. Sono qui oggi per portare una piccola testimonianza anche dal territorio della provincia, dove sicuramente sul mais a granella e mais qua oggi in piazza. Proseguiamo sempre con un'altra voce del nostro territorio polesano. Buongiorno a tutti, mi sembra qui che c'è una X, cosa più bella che esiste. Abbiamo un patrimonio che si chiama Italia. Nel 2006 abbiamo avuto la riforma del genere zucchero. Tutti gli zuccherifici sono stati innovatori, proprio lì. Abbiamo risolto i problemi? No.
Oggi a Rovigo, come in altre piazze d'Italia, Coldiretti chiede alle istituzioni un'attenzione sul settore dei cereali, in particolare del grano duro. Le speculazioni, gli accordi commerciali e purtroppo anche gli andamenti climatici stanno compromettendo questo settore. Chiediamo risposte concrete, chiediamo delle soluzioni come quelle che proporremo oggi al prefetto attraverso la funzione del governo per dare delle risposte urgenti ai nostri cerealicoltori, che sono i produttori di materia prima per filiere importantissime anche per il nostro territorio, dalla zootecnia da carne a quella da latte. Filiere imprescindibili che non possono fare a meno della nostra produzione cerealicola e che merita quindi attenzione e rispetto da parte delle istituzioni e di tutti i livelli di governo. Prima di tutto nome, cognome e ruolo. Ok. Vai. Sono Anna Maria Mantovani, delegata del gruppo Giovani di Rovigo e sono la terza generazione di una famiglia che coltiva da anni cereali. Vai, no, un po' più su. Vai. A livello europeo solo l'11% degli agricoltori è al di sotto dei 40 anni. E questo perché? Perché spesso e volentieri ci sono speculazioni che mettono in dubbio il nostro lavoro, una redditività che alle volte manca e spesso e volentieri una concorrenza sleale. Fra gli obiettivi della PAC c'è il ricambio generazionale, ma come si fa a favorirlo quando manca la redditività ai nostri giovani? Vai, nome, cognome e ruolo. Buongiorno a tutti, sono Breda Silvia e attualmente sto studiando enologia all'Università di Padova. Mi sono appena diplomata. Vai. Sono una giovane agricoltrice e sono qui perché credo nell'agricoltura come tutti gli altri giovani che saranno qui in piazza a manifestare oggi, perché abbiamo bisogno di sicurezze per proseguire il nostro sogno all'interno di questo settore. Siamo per la pace, non per la guerra. Ma non c'era, sei arrivata spuntata la bandiera. Questo è molto chic il programma, frega. Un po' davanti. Sei anche per secondo per La bandiera di Lazio avrà un banchetto lì con qualche pallinetto con la anche le macchinate. Tramite la bandiera. Che delusione è dopo? Rovigo, questo è... C'è qualcuno altro che ha superato questi tiratori pronti. Poi le lanciamo anche. in città. Il quadro, il quadretto di quello là che c'è. No, ma voglio fare la falsa partita.
Quando sei pronto? Lo sto facendo io. I giovani della Coldiretti, prego, ne vedo ancora pochi. Forza colleghi, avanti! Guarda che altro. Sempre che si fa forza. Benvenuti a tutti. I presidenti delle avanti qua, avanti. Dai, facciamo 3, 2, 1 così. 2, 3! Facciamoci un bel applauso! Più forte, forza! Sulle bandiere! Bravi! Di grano estero? Leggete! Forza, forza, leggete! Basta trafficanti di grano. Salviamo il nostro futuro. Salviamo il nostro trafficante di grano! Salviamo il nostro... Basta trafficanti di grano! Salviamo il nostro futuro! Avanti le bandiere! Un applauso ancora, forza! Sarà una mattina impegnativa, ma ci siamo tutti insieme, perché vogliamo... Io mi presento. Per chi non mi conosce, sono Anna Maria Mantovani, socia polesana, socia di e vice delegata regionale. Oggi insieme a voi non ci tutelano, non ci ascoltano. Al nord Italia, forse non tutti, ma tutto il comparto agricolo settentrionale, tutto il nord Italia. Un applauso. Grazie. Ricordiamo anche tutti i soci che purtroppo questa mattina non sono potuti venire, ho finito il nostro lavoro nelle campagne, quindi un applauso a chi nonostante le difficoltà del lavoro è qui stamattina. Grazie. In Italia stamattina insieme a noi ci sono altre manifestazioni sul territorio italiano, in Puglia, a Bari dove spesso e volentieri arrivano barconi pieni, in Toscana, a Firenze, a Palermo in Sicilia, dove anche lì, e a Cagliari in Sardegna. Prego adesso tutti i presidenti e direttori di venire. Sì, prego. Roberto Lorini, il presidente, con il direttore Carlo Veloci. Per Verona abbiamo Verona, siete Verona, che si faccia sentire. In viaggio, sto per arrivare. Per Vicenza abbiamo il presidente Pietro Buderzo e il direttore Simone Ciampa. Treviso abbiamo benvenuto anche Treviso, tutta la provincia. Il direttore Giuseppe Satarino. Eccolo, chiedo scusa. La nostra regione, la provincia di Belluno con la presidente Chiara Bortolassi. Buongiorno. E sempre lui per Treviso. Ringrazio ancora tutti i soci presenti qui stamattina, ringrazio oltre ai soci per la presenza anche tutte le forze dell'ordine per la buona riuscita di questa manifestazione, per il continuo lavoro di presidio e per la sicurezza. In particolar modo Sua Eccellenza il Prefetto di Rovigo, Dottoressa Franca Tancredi, il Questore di Rovigo, Dottor Eugenio Gomiero. Benvenuto. Grazie. Di Venezia, direttore regionale, piacere Padova. Accomodiamoci se andiamo loro la possibilità di entrare, alla restante invece il dirigente deve essere presente alla riunione. Rappresentare quello che per noi è un cereale, per i cereali, ma soprattutto la trasformazione di un prodotto nobile, importante, che diventa valore aggiunto per queste aziende, ma diventa anche il territorio del quale oggi siamo qui a chiedere attenzione e rispetto. In tutte le varie declinazioni, da quelle solide a quelle liquide, quindi... E sarà un impegno rappresentare ai vertici governativi quelli che sono, dico niente, non dico giusto o sbagliato perché non mi posso ovviamente pronunciare, però quelle che sono le vostre richieste a gran voce, poi che devo dire, grazie. Quindi questo così è importante anche per la stampa, le fotografie che devono... I signori presidenti di Venezia,
studenti. Grazie. Prima di incominciare, sì. La documentazione che stiamo presentando, come diceva prima, nei vari piani, il mais, il riso, che è una componente importante sia a Rovigo che in altre province del Veneto, per allargare poi lo spettro anche agli altre culture estensive che possono dare la qualità tipica. E possiamo fare che nasce dalle quotazioni che purtroppo sta conoscendo il grano duro negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, che sta dando drasticamente quelli che sono sotto i costi di produzione, ha stimolato diretti a scendere in piazza in maniera veramente seria e responsabile, ma tempo stesso con le proposte per poter chiedere un'inversione di rotta su una serie di tematiche o un'attenzione ulteriore su altre. Il documento riassume dalla vicenda delle speculazioni e delle importazioni sleali. Purtroppo oggi il nostro paese conosce da paesi esteri, anche extraeuropei, che purtroppo sono anche ottenuti. Sia per le avversità atmosferiche, che opportunità diamo ai giovani, alle nuove generazioni, alle nuove tecnologie per quanto riguarda, alle nuove aziende, è la base di tutto. Io mi vergogno personalmente quando dico, guarda, far conoscere a tutta la collettività l'importante, siete mantenuti, avete i premi PAC, avete... Sono insetti che si adattano alla pianta ospite, quindi alle nostre coltivazioni, ma ancor peggio si adattano all'andamento climatico. E questa è una delle tante... Buongiorno a tutti. Allora, io è da diversi anni. Quindi io vi dico, dobbiamo solo restare uniti e dobbiamo cercare di difendere. Credo che se siamo qua oggi dobbiamo fare un ringraziamento un po' diretti. Dobbiamo fare un grosso applauso e credo sia importante. Grazie Alessandro. Collaborazioni che portino vantaggio a tutti, perché se noi... che sia accettato per il lavoro che facciamo e noi credo abbiamo un nostro problema che parte anche del confronto comunitario. Le comunità italiane a basso sono che arrivano dall'estero senza controlli con regole della filiera che appunto riguarda tutti, da chi produce a chi consuma tutti. Cristian Casanova, prego Cristian, dalle montagne di Sono qui oggi per portare una piccola testimonianza anche dal territorio della provincia, dove sicuramente sul mais a granella e mais qua oggi in piazza. Proseguiamo sempre con un'altra voce del nostro territorio polesano. Buongiorno a tutti, mi chiedo più che c'è una X, cosa più bella che esiste. Abbiamo un patrimonio che si chiama Italia. Nel 2006 abbiamo avuto la riforma del genere zucchero. Tutti gli zuccherifici sono stati innovatori, proprio lì. Abbiamo risolto i problemi? No.